Eccoci amici, ben ritornati sul canale Surfcasting GBT Liguria. Quest'oggi ritorniamo a pesca dopo 2 mesi. Buongiorno a tutti amici. Eccoci qua amici, quindi si parte quest'oggi con me, due pezzi nuovissimi, Mitchell Africa 420 200 grammi, una canna assolutamente potente per queste condizioni, situazioni di mezzo misto, e i Penn Affinity Carbon nuovi di pacca caricati con un buon 0,40 diretto. Quest'oggi si pesca senza paura. Vediamo un po' come risponde questo super abbinamento di questa mattina. Eccoci arrivati alle esche di quest'oggi. Ho cercato di recuperare qualche esca in giro per supermercati vari e qualcosa avevo anche in freezer. Quindi murici, cozze, sardine e gamberi. Quest'oggi molte esche pesanti, ma comunque il fondale mezzo misto ce lo permette. Niente vermi perché i negozi purtroppo sono ancora chiusi. Quindi murici, cozze, sardine e gamberi. Allora, primo innesco della mattinata, cozza aperta con all'interno 3 cozze sgusciate girate col filo elastico. Quando si parla di rock fishing o comunque puff da terra, gli inneschi quando si va sul pesante sono sempre molto elaborati e quindi perdiamo anche un pochettino più di tempo rispetto alla pesca dalla spiaggia, ma speriamo ne valga la pena. 0,25, 2 fratto 0, cozza. Io mi auguro che dopo tanto tempo che i pesci non ci vedono apprezzino questo cuore di cozza. 4 cozze sgusciate, passate sul lago, girate col filo elastico, ben messe dentro la cozza e poi rigirate all'interno. Vedete che poi si crea un innesco perfetto, aperto, in modo che il pesce si avvicina, lo morde. E la prima canna la facciamo partire così questa mattina. Quasi le 7, prima canna in pesca. Come da ordinanza abbiamo dovuto cercarci un molo, un pennello, quant'altro, e ci siamo un po' aggiustati con le esche. Ci troviamo nella bellissima baia di Paraggi, dove è consentito solo tramite autorizzazione rilasciata dall'ente parco per non finire sul penale. Ieri e anche questa mattina quando sono arrivato pioveva, quindi acqua sporca, ma si è tornati finalmente al nostro ambiente naturale, il mare. Secondo innesco, una cosina un po' più veloce, una coda di gambero, passata sempre con l'ago con l'occhiello, lo passiamo sul terminale, nascondiamo bene il 2 fratto 0 all'interno e la inneschiamo così, naturale. Eccoci qua, sono passati ormai più di 2 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti in pesca, periodi terribili che però fortunatamente in qualche maniera stiamo cercando di superare tutti insieme. Io ringrazio tutti i ragazzi che ho conosciuto di tutta Italia, tanti canali di pesca, ho approfittato per stringere nuove amicizie e consolidare quelle vecchie, e quest'oggi per la prima volta ci ritroviamo finalmente a pescare amici. Io ringrazio tantissimo tutti quanti, tutti quelli che hanno comunque continuato a seguire il canale Surfcasting GBT Liguria. Quest'oggi non è proprio surfcasting ma è perlomeno pesca, posto meraviglioso, oggi è un po' nuvolo ma è comunque uno spettacolo. Che dire amici, si continua a pescare. Quest'oggi tutta attrezzatura nuova 2020, Mitchell Africa 420 200 grammi, che nascono sicuramente per l'acqua dolce pesante, quindi carpe e storioni, ma vengono ben utilizzate anche in scogliera e per fare una pesca a fondo decisamente più pesante come stiamo facendo questa mattina, abbinati a un Penn Affinity Carbon, anche questo novità 2020, mulinello potente, un 7000 con una capacità incredibile, veramente bellissimo. E il nostro treppiedi, anche lui Mitchell 2020, anche lui, quindi tutto nuovo per quest'oggi.
Tutta la merce vi ricordo che potete trovarla sul mercatino della pesca di Surfcasting GBT Liguria su Facebook o sul sito Universe Fishing. In entrambi trovate sempre me, quindi non vi preoccupate, per qualsiasi cosa mi trovate sempre, amici. Ecco pronto un altro cuore di cozza, 4 cozze all'interno di una cozza aperta, girata col filo elastico come potete vedere, un amo un po' più grande questa volta, e io, amici da casa, se fossi un'oratona non ci penserei 2 volte a dare un bel morso a questo cuore di cozza. Eccole qua i nostri secondi lanci, quindi cozza aperta e sarda completamente intera senza filo elastico. Ho aumentato un attimino il diametro, sono passato a uno 0,30, qua vedete un fluorocarbon, ma quando si pesca con queste esche si può usare benissimo il nylon normale, non cambia assolutamente niente, anzi pescando a fondo mezzo mesco dove c'è la possibilità di perdere tantissime esche terminali non ne vale proprio la pena, tanto con queste esche se il pesce vuole mangiare fluorocarbon o no, mangia comunque. Quest'oggi con noi solo esche, le cosiddette pesanti. Tra l'altro sono esche tutte della vecchia scuola di pesca, quindi chi ha più di 20 anni se le ricorderà benissimo. Cozze, gamberi, murici, sono un po' quelle che una volta, quando erano poche le esche che si trovavano in commercio, facevano parte della pesca quotidiana della vecchia scuola. Quindi approfittiamo di questi momenti di tranquillità per continuare a rinnescare in modo di essere costantemente pronti. Una volta recuperate le nostre lenze e controllate, siamo pronti subito a innescare nuovamente e a partire, belli fluidi. Primi controlli e direi che il nostro gambero è stato gradito. Eccoci amici, già dalla prossima battuta di pesca avrò la possibilità anche di indirizzarvi verso negozianti che si occupano di esche surgelate, vermi, quant'altro, quindi quest'oggi è andata così con le esche, ma settimana prossima vi farò vedere qualche sito di amico commerciante che vende anche surgelato, quindi restate in attesa. Mentre stavo preparando un innesco, all'istante parte la frizione sulla sarda intera, questo è il risultato. Quindi ci fa ben sperare.
Seconda tocca sulla sarda, questo è il risultato. Probabilmente anche un branco di saraghetti, anche perché sfrizionata di prima vuol dire che l'hanno tirato, e questo è il risultato della seconda. Adesso provo a mettere un pezzettino di coda di gambero per vedere se c'è della minutaglia magari in quel settore, per poi spostarmi, o seppure sono saraghe importanti sono semplicemente fortunati. Quindi eccoci qua con il nostro gamberetto, la coda di gamberetto con tanto di uova, quindi anche un motivo in più per essere aggredito. Adesso vediamo un attimino se con quest'esca leggermente più piccina riusciamo a capire che cosa ha aggredito negli ultimi due lanci la nostra sarda. 8:30, inizia nuovamente una pioggerellina leggera, ma si continua, amici, acqua sporca nella bellissima baia di Paraggi. È durato ben poco il nostro gamberetto in acqua, tocca, scappato. Adesso proviamo con un quarto innesco decisamente più consistente, ve lo faccio vedere. Eccola qua, dopo la cozza, il gamberetto e la sarda, proviamo questa seppiolina della nostra ditta Tecno Esca di fiducia. Adesso vi faccio vedere un po' come l'innesco. Eccola qua bella pronta sul nostro filo, al cui interno io adesso vedete spuntare l'amo. Nella cuffia ho nascosto due flotter passati sul filo che si nascondono bene sotto la cuffia, che ha comunque il suo osso, diciamo, questa seppiolina che è galleggiante, quindi aumentiamo ancora di più la galleggiabilità della nostra esca. E i flotter all'interno sono semplicissimi flotter come questi, quindi facili anche da trovare in commercio. Ne ho messi due, visto che comunque è un'esca abbastanza consistente, e vediamo un po' come va. Qualche tocca molesta sulla canna di sinistra con la nostra seppiolina. Il mare sta aumentando, sicuramente un'esca importante, quindi lasciamo comunque mangiare. Chissà cosa sarà. Prima le tocchettine sulla seppia e poi una tocca, per poi una sfrizionatina, e guardate che sfiga, l'amo si è girato dall'altra parte della cozza, cozza vuota, una sfiga spaziale, però vuol dire che il nostro innesco sta funzionando. Eccolo qua, un altro innesco, cuore di cozza aperto, 3 cozze passate sul nostro terminale. Apriamo una cozza, li inseriamo dentro, chiudiamo il tutto il più possibile con un po' di filo elastico e si riparte. Oppa! Eccoci qua. Innesco micidiale, quello della cozza, guardate che sarago che è uscito fuori. Speravamo nell'orata, ma ci è andata comunque bene, amici. Eccoci qua. Sono appena passate le 10, tanti inneschi. Adesso ci stiamo un po' più concentrando sulla cozza,
che abbiamo visto essere quella un po' più redditizia, anche se tutte le innesche che abbiamo presentato in acqua sono comunque partite. Doppio innesco di cozza e si continua, amici. Un'altra ennesima filata canna in mano questa volta per sentire quando parte. Purtroppo tocca potente, ma si è tornata su così. Io adesso l'ho rincalzato un attimo l'amo, direi che comunque ci siamo come innesco e posso anche riprovare così rilanciando. 10:30, dopo un po' di pioggia arriva anche un magnifico sole di fine aprile, tante tocche. Adesso speriamo che perlomeno un po' di roba si asciughi e aspettiamo, amici, ci godiamo questo paradiso. Eccolo qua, l'ultimo innesco di questa mattina, ultimo ma non ultimo, il Murice. Ottima soluzione, soprattutto in questo momento che siamo costretti a pescare sempre o quasi sempre in mezzi misti per quanto riguarda i fondali. Io ne ho rotti 3, passati sul lago, vi aiutate con un sasso magari, rotti 3, passati col lago, e questo è il risultato. Ottimo innesco. Tocchettina timida dopo mezz'ora e anche il Murice ci torna comunque, anche se l'esca probabilmente più dura che abbiamo utilizzato questa mattina mangiato, ne manca uno, tutto mangiucchiato, e comunque fa ben sperare perché vuol dire che tanto sbagliato non stiamo facendo. Eccoci, battuta finita anche questa volta, prima battuta dopo tanta attesa. Io continuo a ringraziarvi, a ringraziare le persone stupende che ho conosciuto in questi 2 mesi, dove abbiamo aspettato insieme. È giunto il momento di rimettersi un po' in moto, di ritornare un po' alla normalità. Continuiamo a fare comunque attenzione quando siamo insieme agli altri, continuiamo a mantenere sempre le distanze. Continuate a seguire e iscrivervi al canale, e un mio ringraziamento va soprattutto ai medici, agli infermieri, a tutti quelli che lavorano nei nostri ospedali, che si sono dati veramente tanto da fare, che continuano a darsi da fare tutti i giorni. I nostri eroi sono quelli. Un grazie soprattutto a voi e noi ci vediamo alla prossima puntata.